troppi punti di scarto del Betcati.it è quello tra la settima e l'ottava. Attenzione, ancora una conclusione, una doppia respinta della difesa, poi dopo un rimpallo, un tiro sul fondo. Può però scattare sulla sinistra la squadra ospite. Attenzione, Valentini viene ancora cercato in mezzo. Valentini può concludere col sinistro e segna dopo 4 minuti il vantaggio del San Roberto De Marinos. Ennesimo gol in questa stagione per Valentini. Riesce ancora ad avere la meglio. Serve un compagno in mezzo. Riceve ancora Valentini al vertice sinistro dell'area di rigore. Valentini, tiro in mezzo e arriva il tap-in vincente. Il 2-0. Il 2-0 del capitano del San Roberto De Marinos. San Roberto De Marinos che ha ovviamente tutto tranne che la fretta di velocizzare il ritmo del gioco. Vantaggio di 2-0 che va benissimo alla squadra ospite. Attenzione, dalla distanza può provare, invece serve in mezzo Valentini che scarica ancora per Riva, anzi era Proietti per Riva, doppietta personale, 3-0. L'arbitro dice fallosamente. Calcio di punizione subito battuto per il Romania. Attenzione ad Andrei che può saltare un avversario col sinistro. Si deve fermare. Poi scarica per Didiliuc. Ancora l'1-2 per Andrei che conclude 3-1. Accorcia le distanze. Grande azione Andrei Didiliuc e tap-in vincente di Andrei, la numero 15 della Romania, che fa 3-1. Che serve un compagno. Andrei può servire ancora il suo numero 11 sulla sinistra. Preferisce sulla destra. Un altro compagno e poi c'è un autogol. C'è un autogol clamoroso da parte di un difensore del San Roberto De Marinos, che in caso di non sconfitta il San Roberto De Marinos sarebbe, attenzione adesso, conclusione di Titica, palla sul fondo, duro scarica per Proietti anticipato da Tatu che salta un avversario. Tatu a centrocampo, grande giocata ancora per Titica con la destro, conclusione, è un gol meraviglioso, 3 pari, rimonta completata per il Romania da 3-0 a 3 pari, gol straordinario di Titica e adesso la partita si fa bellissima. San Roberto De Marinos prova il ribaltone, scarica sulla sinistra Valentini per Proietti che viene anticipato e contro ripartenza dall'altra parte. Attenzione, Didiliuc in aria, mette in mezzo, colpo a botta sicura e rimonta che accade in questo momento. Il gol di Andrei, doppietta per lui e il Romania da 3-0 fa 4-3, partita incredibile. Dall'altra parte il San Roberto De Marinos, attenzione, perde ancora palla, Andrei scarica per Didiliuc, ancora palla in mezzo per Andrei, anzi tira un pallonetto che finisce in rete, è il 5-3 del Romania, ha segnato Didiliuc, il numero 11 e probabilmente il match si chiude qui. Sarà difficilissimo per il San Roberto De Marinos ritornare sulla pareggio dopo questo incredibile gol. Ma dopo quello che abbiamo visto in questa partita tutto è possibile. Tatu mette in mezzo a cercare ancora, attenzione, autogol incredibile, autogol da parte di un difensore nel tentativo di anticipare il numero 15 Andrei. 6-3, probabilmente la partita si chiude qui. Rusu prova la conclusione col sinistro esterno della rete e l'arbitro fischia qui. Finisce questa partita straordinariamente bella, 6-3 per il Romania che da 3-0 rimonta e vince dopo una grandissima prestazione. Sicuramente non ci credevo, perché quando iniziamo così poi iniziamo a discutere pure, la partita se ne va, praticamente si perde tranquillamente. Però questa sera c'è stata la reazione. Penso che ci abbiamo avuto un bel po' di occasioni, poteva essere pure di più, però va benissimo così, penso.